Il compostaggio dei rifiuti ligneo-cellulosici è un componente fondamentale del sistema integrato di gestione dei rifiuti. Gli scarti provenienti dallo sfalcio dell'erba e da piccole potature potranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati su tutto il territorio comunale. Conferire questo tipo di rifiuto permette di produrre ammendante compostato verde, un prodotto che può portare notevoli benefici sia per l'agricoltura tradizionale sia per quella biologica. La sostanza organica recuperata con il compostaggio viene reintegrata nei terreni e in questo modo incrementa la fertilità del suolo, previene i fenomeni di erosione, migliora lo sviluppo di radici e microorganismi e contribuisce al ripristino dei siti contaminati. È possibile conferire sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi e piccole potature. Non conferire il verde da sfalci e piccole potature all'interno di sacchi di plastica. Non conferire ceppi di legno nei rifiuti ingombranti o di altro tipo. Ricordiamo che le utenze domestiche possono conferire gratuitamente e autonomamente i propri scarti provenienti dallo sfalcio dell'erba e da potature presso il centro di raccolta comunale ubicato in via Caiù.